E qui c'hai tutte le porcherie tipiche. Andiamo? Giovanni, vai che verde! Niente, star dietro a Giovanni è un'impresa, cioè per visitare due robe ci mettiamo una giornata intera. Porca di quella troia. Curati che zipponazzo, va che roba! Yeah! Questa ragazza l'hai intravista ieri sera, è Piazza Aristotele. E ci sono tanti CP, ho visto, come tipo di cane, tanti CP. Eccoli qua ragazzo, questi sono i bagni Hey Hammam, perdona la pronuncia, c'è scritto che risalgono al 1436, quindi insomma anche relativamente recenti. E eccoli con la vista da dietro, e come sempre i deficienti di turno che devono deturpare quanto di poco la storia ci ha lasciato. Questa che adesso andiamo a visitare è la chiesa di Panazza Chalkeon, almeno credo di aver letto correttamente. Vedi che appunto c'è anche molta bella gente, quindi noi ci giriamo tipo un po' al largo. Bravo, hai indovinato, musichetta. Questa ragazzo, poi dica le puntine del mondo non è un canale religioso. E scioretto qua, cosa avevo da guardare? Guarda gatti, cos'è? Asciura dei gatti? Guarda che roba! Che cazzo? Dobbiamo ancora capire, perché in tutta la città ci sono indiani che girano con i sacchetti neri, li nascondono nei parchi, li prendono, corrono, non riesco a capire. Qui ragazzo c'è l'antica Agora Square. Ah, il gatto, e sappiamo dei gattari che porta le papete al gatto. Guarda che roba. Che storia, caro il vezzetto. Bello, non lo apprezzo pienamente perché mi sto proprio pisciando addosso, ma addosso. Vabbè, adesso ti ciucci in altro mercato. Guarda che bello però, eh? Porca miseria, molto bello. Una cosa che non capisco, io la pecora l'ho avuta, cioè ti veniva a fianco, la carezzavi, no? Chiedeva le coccole, ci giocavi, quindi non riesco a capire cosa c'è di bello nel mangiarne il cadavere, guarda che schifo, cioè tu mangi il corpo di un animale morto, porca troia. Stavo per dirti, no? E poi c'è il contrasto, e stavo filmando il negozio qua di Santini, no? Quando a un certo punto il ragazzo che è dentro fa no e si copre la faccia, cioè veramente questa è un'altra follia dell'essere umano, cioè un'altra delle inutili stupide mode, cioè guarda se uno sta filmando e io di cosa deve fregarmene se fra 20-30 persone c'è la mia faccia, cioè non lo so, sarò io tutto sbagliato veramente, sicuramente avrò io una percezione della realtà tutta sbagliata, però a me queste qua sono tutte stronzate. Velato l'arcano, sono contrabbandieri di sigarette. Vedi il discorso di prima, uno dice questione di cultura, di usanze, tra virgolette, è cultura comunque sempre acquisita, perché se tu fossi veramente libero di capire cosa ti piace o non ti piace, ad esempio il cane non dovrebbe farti schifo mangiarlo, oppure comunque anche solo vederlo scoiato, quindi capisci, sono tutte schiavitù mentali. Poi sicuramente ti sentirai, diciamo, offeso, toccato nell'intimo, e quindi farai di tutto per contraddire questa mia più che logica affermazione. Libertà non è fare il giretto in moto, il viaggetto, libertà, vedi, è ben altro, ma è un po' come contraddire una religione, cioè mai notato, ogni cosa che ti appartiene, chissà perché è sempre quella giusta, religioni ad esempio, no? Ce ne sono 50.000 nel mondo e fatta a caso, no? La tua è sempre quella giusta, e quella degli altri è sempre giusta quella degli altri. Oh, aspetta Italia, aspetta. Bam! Buongiorno Italia, cioè buongiorno, buonasera, è il tramonto. Bello, senti sempre le funzioni ortodosse sotto, quelle che io scherzosamente chiamo gli HLABLA, perché insomma in fondo è che vedi non posso neanche dire certe cose perché